Finalmente è arrivato il pianoforte a coda tanto atteso alla scuola Tommasi di Lampedusa a Palma di Montechiaro, un obiettivo che la dirigente scolastica Laura Sanfilippo si era prefissato da quando è arrivata all'istituto nel lontano 2012. Lo strumento musicale è stato acquistato grazie a un progetto che la scuola ha realizzato, un ottimo segnale di ripartenza. Bene, finalmente è arrivato il pianoforte a coda. È arrivato finalmente. Dov'è la preside? Finalmente ci siamo. Segretario, finalmente. Finalmente ci siamo. Ce l'abbiamo fatta. L'obiettivo che mi ero prefissata quando ho messo piede in questa scuola nel 2012 era proprio quello di poter donare a questa comunità educante un pianoforte a coda. Era difficile poterci riuscire per un istituto comprensivo ad indirizzo musicale, perché noi non abbiamo i fondi dei licei musicali, abbiamo poche risorse. Ma finalmente è arrivato un progetto Monitor 440 che prevedeva la possibilità di fare scuola all'aria aperta con la bellezza della musica. Quindi noi faremo la nostra ripartenza con la socializzazione degli alunni, con momenti di gioia all'aperto sotto le note musicali, grazie alla magia della musica. Questo lo raccogliamo. Togliamo questo. Voilà. E voilà.